Prossima finale 100 rana assoluti femminili. In prima corsia per la Slovenia è Koroskem, in lane 1 representing Putina Ravne Koroskem, Nika Golob. In corsia numero 2 per il Gorenica Radovljica, Slovenia, è stata campionessa nazionale giovanile. In lane 2 representing Gorenica Radovljica Junior Slovenian National Team, Tjaza Pintar. Corsia 3 Serena Mometto, Plenty Veneto. In corsia 4 per l'Israele, in lane 4 representing Dolphin Israel, Anastasia Korotkov. In corsia 5 per la Slovenia, lane 5 participated in London 2012 Olympic Games, Tjaza Fozel, Drusto Zveda Krani. In corsia 6 Martina Bazzoni, 2001 team. In 7 Katia Antoniol Idros, in 8 Nicole Caprioli, Nottoli Nuoto 74. E prima di proseguire un annuncio di squalifica: l'atleta Filippo Florian, che ha nuotato in corsia 3 nella finale juniores, è stato squalificato per virata e nuotata irregolare. Anastasia Korotkov, intanto classe 90, ha partecipato ai campionati europei di vasca corta, cuffia rosa per lei, fluorescente in quarta corsia, in virtù del miglior tempo nuotato questa mattina, 1:10:49 e 96. Attenzione a Tjaza Fozel, che ha indossato i colori sloveni ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e si porta in testa a metà gara 33:18 per lei. Korotkov in seconda posizione 33:66, Bazzoni 34:00. Primato della manifestazione proprio di Tjaza Fozel, nuotato nell'edizione 2012 in questa vasca 1:09:14. Vediamo se a distanza di 2 anni sarà capace di battere se stessa. Tjaza Fozel davanti, Korotkov in seconda posizione. Attenzione alla Pintar che attacca per il bronzo. Tjaza Fozel 1:09:50, 1:09.50 per la prima posizione, first place. Seconda Anastasia Korotkov, second place 1:10.17, 1:10:17, e la terza posizione and the bronze medal is for Tjaza Pintar, 1:11.69, 1:11:69. Tjaza Pintar si prende la terza posizione. Alle spalle le azzurre.